L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Raga, purtroppo, raga, ciao, il comandante veneziano, purtroppo siamo 19esimi, non siamo entrati nell'obiettivo scuderia, molte difficoltà qui in Bahrain. Anche qua, vediamo le doppie, allora la strategia 40, io proverei comunque la strategia, diciamo, gestione gomma elevata, come è andata bene in Australia, vediamo se può andare bene anche qua. Proviamo anche un carico più alto e vediamo. Vai ragazzi, rock and roll. Verstappen parte molto indietro. Cosa ha combinato Max? Partenza orribile, mamma mia. Piano. Ok, qualche posizione l'abbiamo presa. Incredibile Verstappen. Qualificazione da dimenticare per l'olandese. Mamma mia, subito aggressivi a cannone. Ok, è un buon inizio, continua così. Bravo Kume. Ok, 13esimi. Qua rischiamo. Ocon davanti, dai che stiamo andando bene. Infatti nelle prove libere in passo gara era buono. Andavamo molto male invece in qualifica, ma porca miseria, leggera sbavatura. Piccolo danno all'ala, ma niente di grave. Hai urtato l'ala anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la Stai situazione. buono. Dal primo giro l'ala un po' così non è il massimo, ma va bene. Siamo 12esimi. Mamma mia, mi vanno a sandwich. Per la mia gara io non pensare agli altri. Abbiamo Gasly, Perez, siamo tra le due Force India, raga. C'è bella lotta davanti. Qua vado lungo. Non ho un gran ritmo qui in Bahrain. Ok, andiamo su alta. Da gestire molto bene l'ERS, che è fondamentale, ragazzi. Con una buona gestione dell'ERS possono fare grandi recuperi. Come prime gare vanno più che bene, intanto il mio primo punticino mondiale l'ho preso. Questo è già importante. Se ha un po' di fortuna, magari qualche ritiro, qualcosa, possiamo recuperare qualche posizione. Da adesso il DRS è consentito. C'è subito problemi, fumata per DRS quando ti Gasly. avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Fumata per Gasly. Vediamo quando arriverà la prima safety car. Tanto fumata per Gasly. Ok, via libera. E godo. Ci prova Ocon. No, che sbaglio, mamma mia. Ok. Devo difendere, ma c'è anche Verstappen, attenzione, c'è Verstappen dietro di noi, che presto si piglierà la posizione, come è giusto che sia.
No, brutto errore qua. Brutto, brutto. Come ha detto il mio buon amico Terence, dovevo migliorare forse la parte anteriore, posteriore della macchina. Prendiamo un po' di... carichiamo un po' l'ERS. All'inizio possiamo anche andare più tranquilli, l'importante... però vedi qua. Incredibile, appena abbassi l'ERS. Mamma mia, raga. Che dura. Il distacco dal tuo compagno di box, squadra ragazzi, è stata una gara dove ho cercato di allungare fino al 16° giro, non avevo altre speranze, il ritmo non c'è. Purtroppo ho sbagliato anche la benzina, ne ho messa troppa. E sono ancora 2,10, sto guidando tutto in miscela grassa. Non dare gas. Purtroppo errori comendiani pagati con una gara che adesso diventa non in salita, più. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Siamo 15esimi. Obiettivo scuderia c'è, ma ben lontani da Melbourne. Purtroppo è andata così, forse qualche posizione potrò recuperarla, ma sarà comunque molto molto difficile. Devo assolutamente scaricare la macchina, troppo carburante. Già diciamo un ritmo comendiano non elevato in questa seconda parte, speriamo ci sia qualche colpo di scena. Questo mi serve. Altrimenti la vedo duretta. Punti chiaramente no, vediamo di riuscire a recuperare qualche posizione almeno. Solo Gasly ritirato, comunque siamo davanti a Leclerc e da questo è qualcosa, insomma. In certe curve faccio proprio fatica a tenerla in pista, purtroppo è così. Poi se becchi i cordoli devi pregare. Abbiamo Van Dorn dietro. Devo abituarmi anche senza comunque linea della traiettoria, devo veramente abituarmi. Tanto qualcuno ai box, anche Ricciardo, brutta gara di Daniel. Qualche problema con il carburante, ha esagerato durante il percorso. Oh, bellissima sta cosa. Bene. La vado un po' lungo. Van Dorn recupera bene. Siamo 12esimi, non male, dai. Strategia tutto sommato non proprio disgraziata. Magari se qualcuno ha gestito male l'ERS o il carburante, chissà. Siamo solo a 2 posizioni dai zona punti. È un sogno proibito, però proviamoci. Tanti errori, però tanti errori oggi. Tanti errori, Van Dorn è molto vicino. Abbassiamo un attimo gli ERS. Attenzione, c'è gente ai box, ragazzi, c'è gente ai box. Stroll è appena rientrato ai box per una sosta. Ok, il distacco è 11,1 Siamo decimi. secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,5 secondi. Noni addirittura, il Kuma sta azzeccando le strategie, ma dietro abbiamo gente secondo me con la mescola migliore. Vediamo ragazzi, è incredibile cosa sta succedendo. Alla fine non ho sbagliato strategia. Comunque non siamo ad anni luce dagli avversari, bene, bene. Iper soddisfatto veneziano, adesso Van Dorn deve rallentare gli altri, speriamo.
Rallentameli, Stoffel, rallentameli. Io sto scaricando la macchina, ero a 2 più 2,80, cazzo. Quello è stato il grande errore purtroppo. Oltre a queste cagate qua. Faccio proprio fatica in Bahrain. Sì che è una gara anche favorevole, ma con sta Sauber Alfa Romeo faccio molta fatica. Mamma mia. Allora, c'è altra gente ai box, ragazzi, Sono dei box che ero settimo, potrei tornare settimo. Cioè, incredibile. No, settimo no, ma sesto, ottavo sì. Lungo, lungo, lungo. Mamma mia. Per favore riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la Adesso batteria. sono cazzi però. Mo so dolori. Se ottenere la Il distacco posizione dalla sarà vettura dura. che ti precede è 2,9 secondi. Tante sbavature, proprio una macchina abbastanza ingovernabile per veneziano. Però c'è molta bagarre dietro. Questo può essere a mio favore. Se non faccio cagate posso guadagnare qualcosa. Mamma mia ragazzi, i primi mi girano ad anni luce da veneziano. Mamma mia. Non devo fare l'Oliver Verstappen, addirittura le soft, quindi vabbè, Verstappen. Ragazzi, siamo agli ultimi 5 Il distacco giri. dalla vettura che ti precede è 21,4 Dobbiamo secondi. tentare l'impresa di tenere duro. Per ora non ho rischiato eccessivamente. Però quando si comincia a giacolare è diverso. Abbiamo Grosjean dietro. Solo Gasly ritirato per il momento. Questo è un errore che non ci voleva. Ragazzi, nelle prime gare di Formula 1 parlare è difficilissimo. Gara molto diversa dall'Australia, pochissimi colpi di scena, se non nessuno. Però la strategia, classiche gare da Formula 1 magari leggermente noiose, ma dove la strategia la fa la padrona. E qua Alcume ha sfruttato una strategia impeccabile. 16 giri fuori. Sono riuscito a non perdere il disastro. E adesso mi ritrovo addirittura ottavo. Dai che il Grosjean. Questa diciamo è la media distanza che ho tenuto negli ultimi 4-5 giri. Però siamo lontanissimi dai primi veramente. Però ci sta, dai. Ci sta. Sto sfruttando bene io l'ERS. Mi sono tenuto un po' di giri per avere gli ultimi a pieno regime. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Certo che ancora tantissimo carburante. Che errore questo. Mi ha penalizzato molto, potevo fare forse meglio. Pensa, sono ottavo. Abbiamo una Red Bull però dietro. Il distacco dalla vettura davanti è 25,9 secondi. La Red Bull imbottigliata tra le due As. Ok, l'Ers è ancora buono. Ottimo. Ok. Abbiamo guadagnato qua su Grosjean 2 secondi, siamo molto bene. Il Grosjean è sicuramente in risparmio.
il Kuma ne approfitta come un porco. C'è Ricciardo però adesso. C'è Danielone Ricciardo, ai ai ai. Adesso, però il Grosjean lo risupera, mamma mia, problemi era per Ricciardo che si fa risuperare dal Grosjean. Ritiro per qualcuno. Ok, via libera. Attenzione, doppio ritiro incidente. Dai, speriamo davanti, non credo però. Sarebbe troppo culo. Comunque doppio ritiro. Credo proprio Grosjean. E? Charles deve ritirarsi. Ah, il nostro compagno di squadra. Vabbè, cazzi suoi, sinceramente. Così siamo davanti a Leclerc. Distacco dall'auto davanti, 28,2 secondi. Buono, però vedete anche l'Ers non lo stiamo usando male. Negli ultimi 5 giri l'abbiamo sfruttato a dovere, guarda che bel vantaggio che abbiamo. Spero che avere ancora 1,42 di benzina ha potuto fare giri molto più veloci, proprio erroracci a nastro. E che roba. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. No, lungo qua, lunghissimo. Brutto errore qua di Veneziano. Ecco, il mio vantaggio ho perso un secondo in più. Questa stronzata, bravo Kuma. Anche qua errore. Le gomme cominciano a calare. Tanto Bottas ha vinto la gara. Seconda vittoria per Valtteri, incredibile. Grande Abbiamo forma. carburante a sufficienza per altri 2 giri. I fuochi d'artificio che mi hanno distratto anche. Si è avvicinato Ricciardo, maledetto. Ricciardo è stato proprio imbottigliato dalle due asse, adesso però è molto vicino, mamma mia. Ok. Possiamo fare un gran risultato, il migliore in carriera, incredibile. Di come ha sfruttato la perfezione la strategia. Anche l'erogazione Ers è andata bene. E ci portiamo a casa un 8° posto, pesantissimo. Veramente pesante. Signori, come partito alla grande su questo Formula 1. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Buono. Bravi raga. Oggi le frecce d'argento. Ora è il tempo dei festeggiamenti. Oh, non c'è più il bug, meno male. Fantastico. Ed ecco i primi 3. Complimenti, la Mercedes è leggermente forte anche quest'anno. Bravo Valtteri, la grafica, madonna che bella, mi è andata molto la grafica comunque. Buono, buono. Sì, amore, mettiti in ginocchietto però. Sembrava controllassi perfettamente la macchina in pista. La tua squadra sarà entusiasta. Sì, dai, brava squadra, brava. Stavi zigzagando tra gli altri piloti durante la corsa. Ok. Gli altri Hai hanno qualcosa da dire sulle collisioni? La macchina era un po' consumata e quindi imprevedibile. Ok. Ti ringrazio. Se all'inizio poi l'incidente che mi è costato l'ala un attimo una rottura non grossa. Raga, abbiamo 1800 punti risorsa, rivali
selezionare... Oh, Ecco con una lista o di Gasly. piloti da cui scegliere il tuo rivale. Più audace sarà la sfida, maggiore sarà il rispetto che otterrai nel paddock se sconfiggi il tuo avversario. Che figata. Ma attento, perdere ti costerà lo stesso ammontare di rispetto. Quindi non fare il passo più lungo della gamba. Io vado su Ocon. Ciao piccolo Ocon. Ciao. Ok, figata. Dettagli pilota, come le solite stronzatine. La classifica ci vede all'11° posto con 5 punticini e 5 anche nella costruttori. Raga, stiamo andando alla grande. Io aspettiamo però morale buono, morale scarso in resistenza. Qua non possiamo purtroppo ancora sviluppare anche l'altra parte, però dobbiamo fare anche... Però in realtà abbiamo fatto la posteriore. Pian pianino ragazzi, voglio un po' accumulare punti per poi fare un bel sviluppo per la parte centrale del mondiale. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!